Amici, il mio più cordiale buongiorno, eccoci qua con il nuovo oroscopo, però questo è una nuova, diciamo, una nuova serie dell'oroscopo preparata da sottoscritto, non più giornaliero ma settimanale, quindi almeno per questo periodo d'estate. Quindi io vi vado a fare una previsione dell'oroscopo attraverso la cartomanzia, quindi vado a leggere le carte per quanto riguarda il vostro segno dello zodiaco per tutta la settimana, quindi sarà più che altro una previsione, quindi un oroscopo speciale. Voi non dovete fare altro di scegliere il vostro segno zodiacale, scegliere il vostro segno zodiacale da questa tabella che vi faccio vedere. Una volta che avete scelto il vostro segno zodiacale, memorizzatelo nella mente ed aspettate la vostra lettura. Va bene? Iniziamo subito con il primo segno scelto. Quindi io farò 12 letture di carte valido per ogni segno dello zodiaco. Quindi da questo momento io vi faccio vedere la tabella di nuovo, voi scegliete il vostro segno zodiacale. Fatto questo, vi ricordo che questo ha la durata dal 22 giugno al 28 giugno 2020, dal 22 al 28, va bene? E andiamo per la prima scelta dello zodiaco, quindi per la prima scelta, per te che hai fatto la tua scelta del tuo segno zodiacale, ascolta la lettura. Questo è per coloro che hanno scelto la lettura del segno dell'Ariete. Quindi Ariete proviamo un periodo durante questa settimana, le storie d'amore e i sentimenti sono favoriti, quindi troviamo favorito il periodo sentimenti. Se avete avuto già un periodo complicato all'interno della coppia, è il momento di lasciarsi i problemi alle spalle. Ok? Quindi anche i single possono aspettarsi delle belle novità. Anche i single possono aspettarsi delle belle novità per voi dell'Ariete. Nel lavoro troviamo le giuste energie per questa settimana, quindi saranno buone, quindi concentratevi e dedicatevi a fondo ai vostri impegni. Solo con detenzioni possono ottenere dei risultati interessanti, quindi ottimo anche su questo aspetto. Quindi questa settimana in genere sarà una settimana, diciamo, favorita per voi che avete scelto la lettura del segno dell'Ariete. Ok?
Quindi non vi potete lamentare voi che avete scelto il segno dell'Ariete, perché sarà una settimana molto favorita. Allora, mischiamo le carte, intanto io vi lancio ancora la tabella per farvi scegliere il vostro segno dello zodiaco. Eccoci qua. E andiamo per coloro che hanno scelto una lettura per quanto riguarda Toro, il segno del Toro. Allora, per quanto riguarda per voi che avete scelto Toro, in amore per voi questa settimana, vedete la carta dell'amore, la coppia, eccolo qua. Quindi questa settimana non si prospetta una delle più semplici. In campo amoroso non dovrebbe esserci delle grandi novità, intanto. Comunque, se siete impegnati in una relazione di coppia, avete una persona accanto, è consigliabile di fare attenzione, perché potrebbe esserci degli inganni questa settimana. Quindi dovete pazienziare un po' e cercare di capire chi vi sta accanto, se è una persona sincera oppure no. Nel campo lavorativo invece siete vicino a raggiungere degli obiettivi, ma ottenere delle soddisfazioni non è mai facile. I problemi non mancano. Si aggiungeranno probabilmente anche delle discussioni con i vostri colleghi di lavoro e quindi vi agiteranno di più. Ok? Perfetto. Spero che questo mio nuovo sistema di previsione della settimana, segno per segno, sia di vostro gradimento. E andiamo per coloro che hanno scelto, anzi vi faccio ancora vedere la tabella e andate a scegliere anche il vostro segno, voi che siete entrati adesso magari. Ecco, allora andiamo per coloro che hanno scelto il segno dei gemelli. Ecco la vostra lettura dello zodiaco. Allora, per voi dei gemellini, se nei scorsi giorni avete avuto dei problemi con la vostra dolce metà, questa settimana sarà un periodo ottimale per fare chiarezza su quanto è successo. Ok? È il momento di mettere le cose in chiaro
se ci tenete realmente al rapporto col vostro partner. Avviate una discussione per capire meglio cosa volete l'uno dall'altro, perché non vi capite. In questa settimana non vi capite affatto, non sapete cosa volete, sia uno che l'altro. Nel lavoro invece non è detto, allora, nel lavoro non troppe novità in ambito professionale per voi nati sotto questo segno. Non è detto che non ci saranno dei cambiamenti, ma senz'altro vi dedicherete al lavoro con più onestà. Questo vale anche per il rapporto con i colleghi. Ok? Ed era così la lettura delle carte per quanto riguarda la previsione di questa settimana per i gemelli. Allora, adesso andiamo a preparare le carte per la lettura per il prossimo segno, che è il segno del cancro. Ecco qua, il segno del cancro. Allora, ripeto, questa è una previsione settimanale che va dal 22 al 28 giugno 2020. Almeno per questo periodo estivo l'oroscopo non sarà più giornaliero ma bensì settimanale, però ve l'ho completato con la mia previsione di cartomanzia. E questa è la lettura per quanto riguarda il cancro, il cancretto. Per il cancro abbiamo una settimana piuttosto stabile in fatto di sentimenti, ma le stelle e l'estate sono sicuramente dalla vostra parte. Se siete single, non sono certo esclusi dei nuovi incontri e delle nuove conoscenze. Ok? Quindi è una settimana questa piuttosto stabile, fatta di probabili nuove conoscenze, nuovi incontri e via via via. Quindi è una settimana vostra, cancro, voi del segno del cancro. Nel lavoro invece, nel campo lavorativo, finalmente è tempo di buone notizie. Io parlo a livello professionale, sul posto di lavoro tutto fila liscio, anzi alla grande. In questa settimana riceverete delle novità anche a livello economico che vi faranno senz'altro piacere, ok? Quindi anche per voi del cancro diciamo che è una settimana abbastanza positiva. Io spero che questo mio nuovo modo di prevedere la vostra settimana sia di vostro gradimento, e intanto non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così riceverete la notifica di un nuovo video. Andiamo per coloro che hanno scelto il segno del leone. Ecco, per coloro che hanno scelto il segno del leone dalla tabella che io vi farò ancora vedere. Scegliete ancora per la prossima lettura. Allora, per coloro che hanno scelto il segno del leone, andiamo a farvi la lettura. Quindi andiamo a vedere.
Allora, Leone, forse siete troppo impegnati in ambito professionale per concentrarvi su emozioni e su sentimenti, quindi state un pochettino fuori, state guardando un po' più il lato professionale che quello sentimentale. Quindi però dovete fare molta attenzione perché dovete dare a Cesare quel che è di Cesare, come si usa dire, quindi dovete essere un po' più passionale nei sentimenti, onde creare confusioni. Il rapporto con il partner probabilmente ha bisogno di ricevere più attenzione. Non dovete dimenticarlo mai questo. Ok? Questo è il consiglio che posso darvi. Dedicate più attenzione alla persona che avete accanto. Nel lavoro, l'umore di questa settimana non sempre sarà buono, ok? Eppure sul posto di lavoro tutto procede bene, però attenzione. Presto arriveranno delle interessanti occasioni da cogliere a volo, però occhio anche alla malafede, qualcuno che vi è di malafede sul posto di lavoro. Ok? E così era la lettura del segno del leone, o meglio per coloro che hanno scelto il leoncino. Adesso andiamo per coloro che hanno scelto il segno della Vergine, quindi per quelli che hanno scelto il segno della Vergine andiamo a mischiare le carte per la loro lettura della settimana. E allora, ed è la Vergine. Vediamo la Vergine cosa dicono le carte per questa settimana. Allora, probabilmente siete riusciti a trovare di un nuovo e buon equilibrio nel rapporto con chi vi sta accanto. Quindi finalmente state ottenendo un ottimo equilibrio. In questa settimana siete concentrati principalmente sul lavoro, quindi non aspettatevi troppe novità a livello sentimentale, perché il vostro obiettivo questa settimana è il lavoro e quindi siete concentrati particolarmente sul lavoro. Quindi godetevi questa settimana fatta di poco sentimenti e molta concentrazione lavorativa sul lavoro. E a proposito di lavoro, il lavoro è favorito, vedo la carta della felicità, in questo periodo e potete anche decidere di fare qualche passo in più all'interno dell'azienda, se lavorate in azienda. Ci sono delle nuove occasioni in arrivo che potrebbero portare qualche importante cambiamento. Ecco, qua ci sta il carro della fortuna, quindi auguri per voi, ottima settimana anche per voi. E così era la lettura per quanto riguarda per coloro che hanno scelto il segno della Vergine. Noi diamo una mischiatina alle carte per la prossima lettura per coloro che hanno scelto il segno della Bilancia, e noi andiamo a leggere appunto le carte per la Bilancia, per tutti voi che avete scelto il segno della Bilancia.
Allora, per voi nati sotto a questo segno non sarà una settimana troppo semplice, non è affatto semplice questa settimana. Potreste nutrire dei dubbi nei rapporti con gli altri, ma non è detto che la cosa non sia reciproca, quindi occhio. Fate attenzione anche a non essere troppo sinceri delle vostre, cioè di non essere troppo sinceri. Delle volte si parla senza riflettere abbastanza e questo potrebbe crearvi fastidi all'interno delle amicizie e perché no anche all'interno della coppia. Questo è per quanto riguarda questa settimana, però attenzione. Per il lavoro invece, occhi aperti sul posto di lavoro, ma soprattutto quando vi trovate a chiacchierare con i colleghi, attenzione, qualche parola fuori posto e comunque sincera potrebbe causarvi dei problemi. Meglio concentrarsi sulla parte pratica del vostro impiego. Ok? Ed era così la lettura per quanto riguarda il segno della bilancia per coloro che hanno scelto la bilancia. Ora andiamo per coloro che hanno scelto il segno dello Scorpione. La lettura di carte, la mia previsione della settimana attraverso le carte. E andiamo con lo Scorpione. Vediamo cosa dicono le carte per quanto riguarda questa settimana per il segno dello Scorpione. Allora, amici dello Scorpione, che avete scelto lo Scorpione per la lettura della vostra settimana, se siete impegnati in una storia d'amore, questa settimana potrebbe essere il momento della svolta. Quindi potrebbe essere il momento decisivo di un buon risultato per voi questa settimana. Quindi impegnatevi e avrete veramente una settimana stupenda sotto l'aspetto sentimentale. Non è detto che voi o il vostro partner facciate dei passi importanti, attenzione, anche qualche piccolo gesto potrebbe cambiare il meglio il vostro rapporto. Quindi, soprattutto se state uscendo da poco da un periodo di crisi, quindi sarà una settimana molto favorevole anche per questo. Quindi, amici dello Scorpione, questa è la vostra settimana. Vediamo sul lavoro invece. Sul lavoro le energie di questa settimana saranno piuttosto buone, anche per il lavoro si va bene. Così come anche il vostro umore. È il momento di agire, di farlo concretamente per ottenere finalmente le giuste soddisfazioni di tipo professionale. Quindi, anche per voi dello Scorpioncino, amici cari, è la settimana favorevole. Ora andiamo per coloro che hanno scelto il segno del Sagittario, la lettura delle carte della vostra settimana, cioè per coloro che hanno scelto il Sagittario. Diamo una mischiatina alle carte e andiamo con la lettura del Sagittario. Allora, intanto non dimenticate di iscrivervi al mio canale
attivando la campanella delle notifiche in modo tale che potete ricevere una notifica non appena vado a pubblicare un nuovo video. Allora, per voi del Sagittario, purtroppo questa sarà una settimana davvero complicata per voi. Una settimana complicata per voi. Dovete fare molto attenzione sotto tutti i punti di vista. L'umore non è al massimo e il vostro cattivo temperamento di questi giorni potrebbe sicuramente influenzare anche il rapporto di coppia. Se siete nervosi, non sempre è colpa del vostro partner, ma siete anche voi che non sapete cosa volete. Vi svegliate già nervosi e poi ve la prendete con gli altri. Ok? Nel lavoro invece poche novità nel campo professionale. Potrebbe essere un periodo difficile anche sul lato lavorativo. Dovete impegnarvi. Se siete in cerca di un lavoro da un po', potrebbero arrivare delle occasioni, ma occhio bene aperti all'approccio che si decide di avere. Ok? Ed era così la lettura del Sagittario. Adesso andiamo per coloro che hanno scelto il Capricorno, la lettura del segno del Capricorno. Diamo sempre una mischiatina. E andiamo per il Capricorno. Per coloro che hanno scelto la lettura dello zodiaco del Capricorno. Andiamo in ordine. Allora, Capricorno, potrebbero esserci dei problemi nel rapporto con la dolce metà. Se la relazione sentimentale dura già da tanto tempo, è consigliabile trovare un punto di incontro tra voi due che vi faccia andare oltre, perché non sapete cosa volete veramente. Ci sono diversi disguidi, complicazioni, discussioni di continuo. Ben vengono di discussioni, sì, se costruttive però, ma soprattutto risolvibili. Cercate di darvi una calmata questa settimana, perché è una settimana che ci saranno ancora delle complicazioni in coppia. Sul lavoro invece questa settimana è piuttosto stabile sull'ambito lavorativo. Forse avete altri pensieri per la testa. Sul posto di lavoro cercate di essere più seri e concentrati. L'impegno è sempre una caratteristica fondamentale sotto a questo punto di vista. Ok? Quindi datevi una regolata perché state proprio fuori mentalmente. State in una fase negativa. E adesso andiamo per coloro che hanno scelto l'Acquario. Per quelli che hanno scelto una lettura di carte per il segno dell'Acquario, o meglio, una previsione della settimana dal 22 al 28 per voi dell'Acquario. E andiamo.
Ripeto, l'oroscopo non sarà più giornaliero, ma bensì settimanale, almeno per questo periodo d'estate, per motivi di impegni miei. Quindi una volta a settimana io vado a farvi la previsione settimanale, quindi per tutta la settimana. Questa è la settimana dal 22 al 28 giugno 2020. Allora, per voi del segno dell'Acquario, questa lunga settimana si svilupperà in maniera abbastanza stabile per i nati sotto questo segno zodiacale. Attenzione, nel rapporto con chi vi sta accanto dovete fare comunque attenzione nel modo di fare e soprattutto nel modo di porvi. Il vostro stato d'animo non sempre potrebbe essere alle stelle. Non dovete prendervela con chi non c'entra. Se voi state attraversando un periodo di nervosismo, di stress mentale, di un calo di umore, non ve la dovete prendere per forza con chi non c'entra, che vi sta accanto. Mentre sul lato lavorativo, niente cambiamenti o novità in vista. È un periodo piuttosto equilibrato in cui comunque dovete mantenere la vostra serietà e il vostro buon carattere per evitare spiacevoli episodi, addirittura dei guai. Vedete, il segno del diavolo rappresenta proprio guai in vista. Quindi occhio sul lavoro, cercate di non essere spazienziati, cercate di mantenere la calma. E infine andiamo per coloro che hanno scelto il segno dell'Ariete. Vediamo per coloro che hanno scelto il segno dell'Ariete, il segno dei pesci, pardon. Per coloro che hanno scelto il segno dei pesci, che è l'ultimo dello zodiaco, andiamo a vedere cosa dicono le carte per la vostra settimana. Prendiamo questo. Allora, per voi del segno dei pesci, se siete impegnati in una relazione d'amore, questa settimana tutto dovrebbe filare liscio, quindi attenzione, tutto è dalla vostra parte. Se siete single invece, non sono esclusi di nuovi incontri che potrebbero rivelarsi anche importanti, soprattutto nel senno. Quindi vuol dire che soprattutto se siete concentrati e sapete cosa volete. Quindi è una settimana positiva, sia per le coppie e sia per i single. Per voi del segno dei pesci, che siete in coppia, dovete cercare di dare un pochettino più amore, più passionalità. Ok? Mentre nel campo lavorativo, finalmente ottime notizie per voi. Ci saranno occasioni molto interessanti e difficilmente si potranno rifiutare. Forse i cambiamenti vi spaventano un po', ma spesso sono necessari, soprattutto se guardate al futuro con occhi diversi rispetto al presente. Ok? Quindi amici dei pesciolini, per voi ottime prospettive. Ok? Allora, così abbiamo terminato l'oroscopo con le mie previsioni attraverso una lettura di carte. Io vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana, per il prossimo oroscopo della prossima settimana. A tutti vi auguro una felicità unica e a risentirci, ok?
Buona settimana a tutti, vi voglio tanto tanto bene, che le stelle siano sempre con voi, un bacio.